Eder. McAllister. Il giorno della sparizione è venuto da me insieme a Claudio Sterpin. Ovviamente Sebastiano, che va dalla cugina il 14, è incollocabile secondo quelli che sono i racconti di tutti i testimoni che assistono alle giornate di Sebastiano e anche secondo di tutte le ricostruzioni possibili e immaginabili. Però c'è chi sostiene che siano in realtà andati insieme il 17, altra cosa tutta da dimostrare. Claudio Sterpin non è assolutamente andato il 14 da Silvia con Sebastiano. Mi rammarica sentire dal tuo canale la messa in bocca alla cugina Silvia di essere andato da lei il giorno della scomparsa di Lilly in compagnia di Sebastiano, con il quale non mi sono mai rivisto dopo l'ottobre 2015. La mamma delle bufale continua ad essere sempre incinta, contribuendo alla disinformazione. Non sono mai andato da nessuna parte con Sebastiano, mai. Il 16 sono andato a Plavie da solo, alla ricerca infruttuosa di Silvia perché come erede nessuno la conosceva. Io non mi sono rivisto con Sebastiano dall'ottobre 2015. Quindi una ricostruzione inverosimile quella che vede Claudia e Sebastiano insieme da Silvia il 14. Bisognerebbe capire però se ha sbagliato la stampa o se fu un lapsus di Silvia a generare questo errore. D'accordo, però sono errori che ti lasciano in qualche maniera perplesso, no? Tutto là. Le cose che non ci sono, punto. Ci sono troppe invenzioni della stampa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.